Tecnico dell'ufficio scolastico regionale, referente per i rapporti tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Noi dell'ufficio scolastico regionale abbiamo ormai da alcuni anni strutturato un sistema di gestione che sta dando dei risultati importanti per sviluppare nei vari territori, con ognuno con la propria varietà, siamo tra l'altro proprio per questo qui presso questa scuola di Canizzaro, per sviluppare al meglio le buone pratiche nel campo dell'alternanza scuola-lavoro e dei rapporti sul sistema duale. In particolare oggi ci troviamo qui presso l'ITI Canizzaro, dove abbiamo rilevato una buona pratica messa in atto dal dirigente scolastico dottoressa Montella, che ha costituito una rete transregionale con altre scuole di altri territori, tra i quali alcuni territori molto sviluppati nel nord Italia e altri come la Puglia, che ovviamente fa parte del nostro meridione. Dove ci sono buone pratiche noi ci muoviamo perché riteniamo che il sistema della rete, peraltro individuato in alcuni studi come un fattore abilitante praticamente dello sviluppo dei rapporti scuola-lavoro e quindi della possibilità dei ragazzi di trovare lavoro, noi ci muoviamo proprio per sviluppare, per potenziare, per diffondere queste buone pratiche.